Buongiorno a tutti, un caro saluto nella pace del Signore, a nome della Chiesa Cristiana di Udine. Benvenuti ai presenti in sala, agli ospiti, benvenuti a tutti quelli che ci seguono da casa. Un saluto speciale a tutti i papà. L'invito che è rivolto a noi questa mattina proviene direttamente dal Signore e lo leggiamo nel versetto numero 1 del Salmo 147, che dice così: lodate il Signore, perché è cosa buona salmeggiare al nostro Dio, perché è cosa dolce e la lode si addice a Lui. Desideriamo lodare il Signore come ci esorta la sua parola, ma cosa significa lodare il Signore? Nell'Antico Testamento la lode è espressa col vocabolo ebraico halal, che significa lodare, glorificare, cantare, vantarsi, anche se talvolta veniva usato per lodare le persone, tra cui il re, oppure la bellezza, come nel caso di Absalom. Il termine halal è più spesso utilizzato per lodare Dio. Questa è la definizione che io ho trovato in Wikipedia. Ma perché lodare Dio? La lode onora Dio. La lode dà gloria al nome di Dio, come afferma anche il Salmo 62, versetto 2. Cantate la gloria del suo nome, onoratelo con la vostra lode. Quindi vogliamo iniziare tutti insieme proprio a fare questo, a cantare, a glorificare, ad innalzare il Signore. Con questo canto sii esaltato.
Caro Padre, ti ringraziamo, ti esaltiamo, Signore, ti benediciamo, Signore. Grazie, grazie per il tuo amore infinito. La tua gloria risplende nel mondo intero, la tua gloria risplende in noi oggi, questa mattina. Vogliamo benedirti, Signore, vogliamo ringraziarti per la vita che è un dono tuo. Vogliamo ringraziarti per il privilegio di essere il tuo popolo, di essere coloro che tu hai salvato, Signore. Grazie perché ci hai redenti, hai pagato il prezzo che avremmo dovuto pagare noi. Così questa mattina ti diamo lode, onori e gloria, Signore, nel nome di Gesù. Amen. Volevo condividere questa mattina insieme a voi il Salmo 93, un salmo breve ma un salmo molto, molto profondo che vi invito a leggere insieme. Il Signore regna. Egli si è rivestito di maestà. Il Signore si è rivestito, si è cinto di forza. Il mondo quindi è stabile e non sarà scosso. Il suo trono è saldo dai tempi antichi, tu esisti dall'eternità. I fiumi hanno alzato, o Signore, i fiumi hanno alzato la loro voce. I fiumi elevano il loro fragore. Più delle voci delle grandi, delle potenti acque, più dei flutti del mare. Il Signore è potente nei luoghi altissimi. I tuoi statuti sono perfettamente stabili. La santità si addice alla tua casa, o Signore, per sempre. Questo salmo celebra la regalità di Dio, proclama Dio quale Re del mondo, un Re eterno. Non c'è stato mai un tempo in cui Dio non fosse il sovrano e il Signore dell'universo. Egli regna da tutta l'eternità, si legge al versetto 2. Santità, maestà, forza caratterizzano il Signore, l'Eterno, colui che non ha principio né fine, l'immutabile, l'Altissimo, colui che è sopra ogni cosa. Egli mette ordine nel suo regno. Le forze del caos rappresentate dalle grandi acque di cui leggiamo qua non fermano la mano di Dio, anzi, egli governa sull'intero universo. Le sue leggi, i suoi limiti da lui stabiliti sono perfette e immutabili, come anche la sua parola è perfetta e stabile. Questo è il Dio che noi adoriamo. Questo è Dio che noi vogliamo adorare e che adoriamo questa mattina. Perciò vi invito insieme a cantare questo canto, il Dio che adoriamo. Sua
creato anche la bontà, diversificata da tutto ciò che non è. Abbiamo visto le tue mani mettere ordine nel caos, nella creazione del pianeta, tutto ciò che era necessario per esserci vita ed esistenza, Signore. Aiuto con la stessa forza, con la stessa capacità, quando hai visto il peccato, hai trovato il modo per mettere ordine nel nostro caos esistenziale. Grazie, Signore, per il privilegio di essere stati perdonati dal Signore Gesù, che è morto per noi alla croce, Signore. Questa mattina tentiamo con le nostre forze, tentiamo con le nostre vite di offrirti un sacrificio di lode, di riconoscenza, perché la vita è stata riconquistata da te. In questo ti siamo riconoscenti, nel nome di Gesù. Amen. Sia benedetto il tuo nome, Signore, sia gloria al tuo nome, perché tu sei il Dio che adoriamo, sei l'Onnipotente, sei il sovrano. Sia lode al tuo nome, Signore, perché noi ce ne siamo accorti che tu sei l'Onnipotente e il sovrano. Ti lodiamo, Signore, ti benediciamo per la tua grande forza. Tu sei il Re dei Re, Signore. A te la lode, a te l'onore, a te la gloria per tutti i secoli, anche da questa sala, anche questa mattina, Signore, per tutti i secoli. Noi ci impegniamo a lodare il tuo nome per tutta la vita che ci rimane e per quella ancora che verrà. Signore, sia benedetto il tuo nome. Amen. Amen. Lode a te, Signore Creatore, Salvatore e Redentore. Amen. Noi celebriamo e vogliamo celebrare questa mattina la regalità e lo facciamo nella persona di Gesù, il Re, l'Unto, il Messia, che è venuto a stabilire il suo regno. Anche Gesù placò le onde e camminò sull'acqua, mostrando di essere Dio che ha il controllo sulle forze del caos. Infatti, se non hai ancora quindi affidato la tua vita al Signore, fallo ora. È ancora tempo di grazia, domani potrebbe essere tardi. Quindi invito tutti coloro che ancora non hanno fatto questo passo di affidarsi al Signore. Il Signore disse a Pietro disse, se sei tu fammi camminare sull'acqua. E Pietro camminò sull'acqua. Dopo dubitò e affondò. Anche noi possiamo fare delle cose attraverso Gesù. Attraverso Gesù possiamo chiedergli di salvarci. Pietro affondò, ma subito quando gridò a Dio, Gesù gli tende la mano e lo salvò. La salvezza di Gesù è a disposizione di tutti. Lui tende la sua mano e ti invita a prenderla per essere salvato. Noi che abbiamo conosciuto il Signore Gesù lo vogliamo esaltare, glorificare, perché è il nostro Dio, il nostro Redentore, il nostro Salvatore. Abbiamo tante ragioni per ringraziare il Signore, non solo questa mattina, ma se guardiamo nella nostra vita quello che il Signore ha fatto nelle nostre vite, possiamo
dire e invitare le persone che non hanno ancora fatto: vieni, fidati di Gesù. Abbiamo 1000 ragioni per ringraziare e lodare il Signore. E questo canto vi invito a fare. E dopo questo canto invito la Chiesa, se avete qualche testimonianza da dare, che ci esorti, che ci edifichi, fatelo. Cantiamo insieme. La parola alla Chiesa. Dobbiamo
ogni giorno ricordarci di queste parole che abbiamo più volte pronunciato. Benedici Signore, anima mia, cioè dobbiamo richiamare noi stessi a benedire il Signore. La nostra natura ci induce a cominciare la giornata pensando a altre cose, gli impegni, il lavoro, tutte cose che sono più che legittime, obbligatorie, anzi, però dobbiamo richiamarci sempre, ognuno deve richiamare se stesso a benedire il Signore. Io, sentendo questo canto anche così ripetuto più volte, mi veniva questo in mente, ecco. Benedire il Signore è una nostra attività dell'anima che deve essere prioritaria. Grazie. Grazie Vito. Qualcun altro? Non so per voi, però cosa pensate voi? Cosa è proprio il modo o la maniera migliore per evangelizzare? Personalmente io penso che il modo migliore è proprio tu per tu. Proprio semplice condividere con un amico, con un conoscente in qualche modo. Sto vedendo questo, o stiamo vedendo questo, lì a Trieste, fra i profughi, e specialmente fra i profughi musulmani. Diciamo, circa un anno e mezzo fa, 2 anni fa, c'era un uomo, Amir, da Iraq, convertito, poi battezzato. Poi hanno spostato nella sua stanza un uomo da Iran. Allora, Iraq e Iran, lui aveva paura all'inizio, proprio paura. Caspita, 5 anni fa, 10 anni fa, i nostri paesi erano proprio in guerra uno contro l'altro. Eppure ha testimoniato a questo uomo da Iran. È venuto in chiesa, l'ha portato in chiesa, e Abbas si è convertito. Di vedere cose del genere. Poi abbiamo un altro uomo, Sohail è arrivato qua e abbiamo studiato insieme, anche lui si è convertito. Adesso ha testimoniato diciamo al suo cugino, invitando il suo cugino di venire dall'Iran, è venuto. Adesso stiamo studiando con questo uomo, Mohammed Reza, e lui si apre, non è ancora convertito, però sta ascoltando ormai da un mese e mezzo. Poi un altro ragazzo, Mustafa, è arrivato, e uno dei nostri, diciamo, credenti che lavora con ICS, quel gruppo che lavora per i profughi, anche lei iraniana, infatti ha sofferto molto, è stata messa in prigione, anche una donna proprio abusato, non sessualmente ma fisicamente, in prigione per un po', poi i genitori pagando una certa somma e l'ha fatto uscire fuori dalla prigione e poi mandata qua. Adesso lavora per ICS con i profughi. Lei ha incoraggiato Mustafa quando è arrivato, perché non vieni in chiesa con noi? Diciamo, e mi ha scritto un messaggio. Abbiamo studiato con Mustafa ormai per 3 mesi e il 9 aprile, Pasqua, lui si battezza. Allora, di vedere cose del genere, tu per tu, e come anche fra i musulmani che hanno il coraggio di testimoniare, perché diciamo se qualcosa va male, potrebbe essere la loro vita. Abbiamo avuto già un caso in cui, o 2 casi, in cui quella Amir, quella principale, quella prima che ho menzionato, è stato coltellato da uno. E poi un altro che è arrivato da Iran, che era già credente, lì in Bulgaria, quando era proprio un campo di profughi, proprio quasi ha perso la vita. Allora, e costa, però non hanno paura di testimoniare la loro fede. È una cosa che mi meraviglia e mi incoraggia. Grazie Davide per questo incoraggiamento che ci incoraggia tutti a continuare a testimoniare del Signore ai nostri vicini, ai nostri parenti. Qua cogliamo ogni occasione favorevole e sfavorevole proprio per testimoniare della nostra fede, perché questo può portare altra gente ad convertirsi, come diceva giustamente Davide. Grazie Davide. Io vorrei raccontarvi un po' la storia della mia domenica la settimana scorsa.
avevo detto di sì per andare nelle montagne quel giorno, senza accorgermi che fosse la domenica. Così ho fatto una piccola scappata qui per sentire un po' e poi ho dovuto andare. Andavamo a Lucevera, quasi nelle Prealpi, e lì andavamo a visitare un'amica conoscente del mio amico. E poi io sono dell'Inghilterra, da Londra, non ho la conoscenza di montagne, Prealpi, eccetera. Mi fa un effetto. E poi siamo stati lì per 4 ore, penso, e la macchina non è stata chiusa giusto con la chiave, con il risultato che dopo 4 ore la batteria non andava. Ed eravamo noi lì da questa amica sua. E per meraviglia c'è anche un parente suo che era lì proprio sul posto, che è venuto col suo furgone a accendere un po' la batteria, ma abbiamo dovuto aspettare un po' per questo aiuto. Ma per me il miracolo è stato il fatto che c'è stato quest'altro per aiutarci, perché non avrebbe dovuto essere lì. E l'altro miracolo era che io stavo calma. Non sono il tipo di stare calmo, mai. Questo mi ha meravigliato. Dunque, penso che Dio è stato al lavoro per me anche prima, perché la mia chiesa in Inghilterra mi ha detto poi dopo che erano a pregare per me durante la sera dopo questo avvenimento, non prima. Così ringrazio Dio che è stato sempre con me, mi ha aiutato a stare calma e poi ha portato anche l'aiuto. Ringrazio tanto. Ecco. Grazie per questa testimonianza, sorella. È sempre bello parlare di cosa il Signore fa, nulla succede a caso. Ora ci avviciniamo proprio alla cena del Signore, a ricordare questo momento. E volevo leggere 2 versetti con voi dalla lettera agli Ebrei, i primi 2 versetti dal capitolo 1. Dio, dopo aver parlato anticamente, molte volte e in molte maniere ai padri per mezzo dei profeti, in questi ultimi giorni ha parlato a noi per mezzo del Figlio che Egli ha costituito erede di tutte le cose, mediante il quale mediante il quale ha pure creato i mondi. Egli che è splendore della sua gloria e impronta della sua essenza, e che sostiene tutte le cose con la parola della sua potenza. Dopo aver fatto la purificazione dei peccati, si è seduto alla destra delle maestà nei luoghi altissimi. Dio continua a parlare all'uomo e lo fa attraverso il suo figlio Gesù. Gesù è creatore. Splendore, leggiamo, della gloria di Dio, essenza di Dio stesso. Salvatore in quanto ha fatto la purificazione dei peccati. Re in quanto si è seduto alla destra della maestà nei luoghi altissimi. Perciò, mentre ci avvicineremo a questi simboli, teniamo a mente il significato profondo che questi simboli rappresentano e avviciniamoci a questi simboli con la giusta riverenza. Siamo di fronte al Re, siamo di fronte al Salvatore, siamo di fronte al Signore, siamo di fronte al nostro Redentore, quello che si è sostituito a noi, perché eravamo noi che dovevamo essere inchiodati su quella croce. Per il nostro peccato, Lui ha lavato i nostri peccati, ha purificato il nostro peccato e ora possiamo andare alla presenza di Dio direttamente per
per opera di quello che Lui ha fatto. Perciò volevo invitare qua Graziano insieme a me per aiutarmi per la distribuzione dei simboli. Invito tutti coloro che ancora non sono in comunione col Signore, non hanno fatto una scelta attraverso il battesimo di astenersi dal prendere questi simboli. Tutti gli altri invito a riflettere come ci insegna l'Apostolo Paolo, dice ognuno mangi e beva di questo calice. Chi beve e mangia in giudizio su se stesso, se non discerne il colpo del Signore. Perciò avviciniamoci con la giusta riverenza e ringraziamo il Signore per quello che ha fatto. Preghiamo insieme. Padre, grazie perché se siamo qua a lodarti è solo merito tuo, perché tu hai voluto amarci profondamente, noi che eravamo peccatori e lo siamo tuttora peccatori. Abbiamo accettato il sacrificio salvifico di tuo Figlio, che è morto su quella croce per noi, ma è risorto anche, è risorto dai morti, e adesso siede alla tua destra e tornerà come leone vincitore. Signore, grazie di questo amore che hai dato a noi, perché senza questo gesto noi eravamo ancora nei nostri peccati, semmai eravamo ancora in vita. Grazie Signore di tutto questo e aiutaci, benedici le nostre esistenze e aiutaci ad andare avanti. Grazie Signore. Amen. Per chi ha problemi col vino, in mezzo ci sono 3 bicchierini che contengono succo d'uva, quindi chi ha problemi può prendere Quelli più scuri. quelli più scuri in mezzo.
Cantiamo il canto Desidero e dopo darò la parola a Silvano per la predicazione. Signore, grazie per questo tempo, grazie per il tuo amore infinito, così continua a benedirci e guida Silvano, Signore, dagli saggezza, dagli le capacità che c'ha già, Signore, che tu gli hai donato, e parla ai nostri cuori attraverso di lui. Amen. Buongiorno a tutti. Questa mattina abbiamo un brano un po' più lungo del solito. Normalmente scelgo brani abbastanza contenuti per il commento, anche se poi vedrete che il ragionamento che porteremo avanti sarà una piccola parte, una porzione di quello che leggeremo. Si tratta sempre del capitolo 21 del Vangelo di Luca. La volta scorsa ci eravamo soffermati sui primi 4 versetti, laddove Gesù è seduto nel Tempio e osserva la vedova che mette 2 spiccioli dentro una delle varie cassette delle offerte che erano presenti sotto il porticato nel Tempio, in quello che veniva chiamato il cortile delle donne. E riprenderemo quindi da qui in avanti, dal versetto 5 fino al versetto 24. Leggiamo insieme. Poi, come alcuni parlavano del Tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre e di offerte, egli disse: di tutte queste cose che ammirate, verranno i giorni in cui non sarà lasciata pietra su pietra, che non sia diroccata. Essi lo interrogarono dicendo: Maestro, quando verranno dunque queste cose?
E quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi? Ed egli disse: guardate di non essere ingannati, perché in molti verranno nel mio nome dicendo sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Allora disse loro: si solleverà nazione contro nazione, regno contro regno, e vi saranno grandi terremoti, carestie, pestilenze in vari luoghi. Vi saranno anche dei fenomeni spaventevoli e grandi segni dal cielo. Ma prima di tutte queste cose vi metteranno le mani addosso. Vi perseguiteranno, consegnandovi alle sinagoghe e mettendovi in prigione, e sarete portati davanti ai re e ai governatori a causa del mio nome. Ma questo vi darà occasione di testimoniare. Mettetevi dunque in cuore di non premeditare come rispondere a vostra difesa, perché io vi darò una favella e una sapienza a cui tutti i vostri avversari non potranno contraddire o resistere. Ora voi sarete traditi anche dai genitori, dai fratelli, dai parenti e dagli amici, e faranno morire alcuni di voi, e sarete odiati da tutti a causa del mio nome, ma neppure un capello del vostro capo perirà. Nella vostra perseveranza guadagnerete le anime vostre. Ora, quando vedrete Gerusalemme circondata da eserciti, sappiate che allora la sua desolazione è vicina. Allora coloro che sono nella Giudea fuggano sui monti, e coloro che sono in città se ne allontanino, e coloro che sono nei campi non entrino in essa, poiché questi sono i giorni di vendetta, affinché tutte le cose che sono scritte siano adempiute. Guai alle donne incinte e quelle che allatteranno in quei giorni, perché vi sarà grande avversità nel paese, ira su questo popolo. Ed essi cadranno sotto il taglio della spada e saranno condotti prigionieri fra tutte le nazioni, e Gerusalemme sarà calpestata dai gentili finché i tempi dei gentili siano compiuti. Un brano impegnativo, direi, molto impegnativo. E mentre Davide condivideva questa sua testimonianza di questi fratelli che provengono da zone in cui queste parole sono fatti concreti che succedono oggi, sono da una parte meravigliato di questa situazione, dall'altra trovo che la scrittura è in grado di rispondere, di metterci in guardia, di aiutarci anche di fronte a situazioni come queste. Dunque, ripartiamo dall'inizio. Siamo dentro al Tempio, vediamo se i nostri tecnici sono stati così bravi, perché gliel'ho mandato proprio all'ultimo secondo questo, di farci vedere dove siamo. Siamo dentro il Tempio, non si vede? Vabbè, non importa. Siamo dentro al Tempio. Il Tempio era un luogo... Eccolo qua. Eccolo qua. È un luogo magnifico, grande come 3 campi da calcio da football americano, in tutto la sua estensione. Magnifico. I discepoli e Gesù stavano in quel cortile che vediamo, questo qui. È qui che Gesù coglie il gesto della vedova di mettere i 2 spiccioli e poi fa le sue considerazioni rispetto a questo gesto. All'interno di questo cortile i discepoli, dice il brano, facevano notare che il Tempio era adorno di belle pietre e di grandi offerte. Ci viene in soccorso anche il Vangelo di Marco, che ci racconta un dettaglio in più, che al capitolo 13, versetti 1 a 4, ci dà anche un dettaglio ulteriore riguardo a questo. E dice che, versetto 1, mentre egli usciva dal Tempio, uno dei suoi discepoli gli disse: Maestro, guarda che pietre e che costruzioni.
credo che lo stupore sia condivisibile. Quanti di noi è capitato di osservare monumenti maestosi, di vedere delle costruzioni umane preziose e importanti e rimanere a bocca aperta, meravigliati, ammirati di questa grandezza, e di fronte a questa grandezza rimaniamo rapiti e sembra quasi che quello che stiamo osservando sia qualche cosa di eterno, di infinitamente resistente, di infinitamente prezioso, di infinitamente grandioso. E da questa considerazione Gesù prende lo spunto per dire questo. Siamo sempre nel Vangelo di Marco, nel capitolo 13, versetto 2. Gesù rispondendo gli disse: vedete questi grandi edifici? Non sarà lasciata pietra su pietra, che non sarà diroccata. E come egli era seduto sul monte degli Ulivi, di fronte al Tempio, Pietro, Giacomo, Giovanni e Andrea gli domandarono in disparte: dici quando avverranno queste cose e quale sarà il segno del tempo in cui tutte queste cose dovranno compiersi? Quindi tutto parte dall'osservazione di questa magnificenza del Tempio, e questi discepoli ammirati vengono un po' presi in contropiede. Dice: sapete che di tutto questo che vedete, di questa magnificenza, non rimarrà niente? E i discepoli incassano il colpo, e poi, mentre Gesù si sposta e arrivano sul Monte degli Ulivi, gli fanno questa domanda: ma tutte queste cose quando è che dovranno succedere? Abbiamo spostato la nostra posizione da dentro il Tempio al Monte degli Ulivi. Vediamo un po' quello che probabilmente avrebbe potuto vedere Gesù dal posto in cui stava. Vediamo l'altra immagine. Un'immagine molto suggestiva. Certamente la moschea di Omar, che è quella con la cupola d'oro, non c'era. Ok? No. È interessante vedere come cambia la prospettiva, da dentro a fuori. E l'immagine è molto suggestiva perché comunque la città, il Tempio che dobbiamo immaginare lì, mantiene il suo fascino, ma lo guardiamo con un'altra prospettiva. Ed è interessante vedere come da una prospettiva fisica, cioè il vedere il Tempio sotto un altro punto di vista, Gesù propone proprio la visione del Tempio e della città sotto un punto di vista completamente diverso, completamente sconvolto da quello che erano le certezze e le sicurezze di questi discepoli, che di fronte a quello che è stato annunciato hanno la curiosità, forse direi anche il timore, di conoscere il significato e il momento in cui queste cose avverranno. Quindi il brano prende spunto dalla magnificenza del Tempio e dei suoi ricchi decori per aprire una finestra sul futuro. Sembra quasi che si stia guardando qualche cosa che è l'inizio di un film, di qualche cosa che sta per succedere. Un brano complesso, un brano pieno di significati, un brano che si presta a utilizzare diverse chiavi di lettura. Possiamo affrontare questo passaggio usando la chiave escatologica. Quanti di voi capiscono il significato di escatologico? Sulle mani? Apro una parentesi. Parliamo per farci comprendere. Parlare di escatologia per uno che ne conosce il significato è una cosa semplice, relativamente semplice, almeno nel concetto, poi nella pratica è un altro discorso. Però il nostro obiettivo, l'obiettivo di chi
condividere la parola di Dio e arrivare a tutti. E quindi cerchiamo di adattare il nostro linguaggio alla maniera in cui possiamo raggiungere tutti quanti quelli che ci stanno ascoltando. Chiusa parentesi. L'approccio escatologico non è altro che, leggo la citazione da un dizionario che indica una dottrina volta a indagare il destino ultimo, quindi finale, di ogni singolo individuo e dell'intero genere umano e dell'universo. Quindi un punto di vista di tutto quello che sarà da qui alla fine dei tempi, da un punto di vista personale e da un punto di vista universale. Questo può essere una chiave di lettura di questo brano. Oppure possiamo invece valutare le implicazioni di questi avvenimenti futuri che questi avvenimenti futuri hanno nelle nostre vite e nelle vite di chi sta ascoltando. Allora, nella prima chiave di lettura, quella escatologica, quella di lettura del futuro, si sono riempite intere biblioteche. Ci sono secoli di discussioni riguardo a questi avvenimenti e aggiungo io, nessuno è mai arrivato in fondo a questo discorso. Amen. E come è stato sottolineato, dico meno male anch'io, nel senso che questo tipo di approccio mi mette un po' in difficoltà. Mi mette in difficoltà soprattutto perché a un certo punto nel Vangelo di Matteo, parlando di questi fatti, Gesù stesso dice, versetto 36 di Matteo 24, quanto poi a quel giorno, a quell'ora nessuno li conosce, neppure gli angeli, ma soltanto il Padre mio. E allora mi chiedo, che senso ha? No, studiare è importante studiare, è importante conoscere le cose, ma che senso ha dedicare le nostre energie su cercare di dare una risposta a una domanda che non ha una risposta? Aggiungo altro, questi temi diventano alle volte anche causa di divisione. Stiamo a discutere di qualche cosa di cui nessuno sa niente, neanche gli angeli che sono addetti ai lavori conoscono il dettaglio di questo. E allora mi chiedo, è questo il modo giusto? E ripeto, non sto disprezzando questo lavoro, sto dicendo che è un lavoro che ci deve rendere consapevoli di alcune cose, ma si deve fermare laddove è giusto che si deve fermare. Laddove non possiamo dare una risposta, perché la parola di Dio ci dice che non c'è una risposta, facciamo un mezzo passo indietro e così siamo sicuri. Quindi potremmo cercare di dare questa risposta secondo questo tipo di approccio che però dal mio punto di vista è un'espressione assolutamente personale, quindi prendetela come tale, aggiunge poco. Mi interessa molto più sapere quali sono le implicazioni di questi fatti, di queste rivelazioni. Vedendo la questione sotto un altro punto di vista, si potrebbe dire che l'approccio escatologico si concentra sul come succedono le cose, mentre valutare le implicazioni significa riflettere sul perché. E direi che questa mattina vorremmo concentrarci sul perché. Perché Gesù racconta queste cose. Ricordiamo sempre che questi sono gli ultimi giorni di Gesù e che queste parole sono parole preziose, sono le parole, una sorta di lascito testamentario, qualche cosa che vogliamo lasciare a chi rimane affinché si ricordi, abbia in memoria qualche cosa che riteniamo importante. Quindi cerchiamo di capire il perché. Questo brano si può suddividere all'incirca, prendetela un po' con le pinze, questa suddivisione che è sicuramente arbitraria, in tre sezioni. La prima sezione parla della distruzione del Tempio, che è la parte del brano che va dal versetto 5 al versetto 9,
Poi parla dal versetto 10 al versetto 19 della persecuzione. Interessante vedere che questa parte è anche raccontata poi nella scrittura, perché molti dei fatti che Gesù cita sono fatti che vengono raccontati nel libro degli Atti. E poi l'ultima parte è la distruzione di Gerusalemme. Questa mattina volevo concentrarmi sulla prima parte, quella che parla della distruzione del Tempio, e siccome abbiamo detto che il nostro sviluppo sarà sul perché, la domanda che ci facciamo è: perché Gesù parla della distruzione del Tempio? Rileggiamo i versetti da 5 a 9 del Vangelo di Luca, capitolo 21. Poi, come alcuni parlavano del Tempio e facevano notare che era adorno di belle pietre di offerte, gli disse: di tutte queste cose che ammirate verranno i giorni in cui non sarà lasciata pietra su pietra che non sia diroccata. Essi lo interrogarono dicendo: Maestro, quando avverranno dunque queste cose? E quale sarà il segno che queste cose stanno per compiersi? Ed egli disse: guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo: sono io, e il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. Quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. La distruzione del Tempio. La distruzione del Tempio è un fatto storico. Non lo troviamo nella scrittura, non lo troviamo raccontato nella scrittura, anche se quando Luca scrive il Vangelo questa cosa è già avvenuta. Probabilmente Luca scrive il Vangelo intorno all'85 d.C. La distruzione del Tempio avviene per mano dell'esercito romano, dell'imperatore Tito. Non ricordo bene se era già imperatore o era solo generale. E Tito a quel punto non era ancora imperatore, ma lo diventerà subito dopo. Nel 70 d.C., dopo che nel 66 d.C. i giudei si erano ribellati all'impero romano, avevano riconquistato il possesso di Gerusalemme, era nata la prima guerra giudaica, nel 70 Tito prende le cose in mano e decide di entrare e riconquistare Gerusalemme. E in questo fatto, che è un fatto storico, il Tempio viene distrutto, così come Gesù aveva preannunciato. È interessante anche dal punto di vista artistico notare che per esempio sull'Arco di Tito c'è un bassorilievo che mostra l'esercito romano che si porta via la menorah, che è il candelabro a 7 bracci che serviva per illuminare la parte del tabernacolo prima del luogo santissimo. Questo è proprio rappresentato nell'arco. Quindi un fatto storico su cui non c'è dubbio e sul quale trova pienamente riscontro il racconto di Gesù, che avviene circa 37 anni prima. Il Tempio viene quindi saccheggiato, la città viene occupata. Il Tempio viene saccheggiato e si racconta che il Tempio fu ricoperto di materiale infiammabile, di legname e qualche cosa che poteva ardere, e fu incendiato, e la violenza dell'incendio fu tale che le pietre che costituivano il Tempio si sbriciolarono. Vedete come le parole di Gesù trovano un riscontro, e anche questo è esaltante sotto certi punti di vista. Queste pietre, si racconta che queste pietre erano lunghe fino a 12 metri in alcuni casi, quindi pietre anche molto, molto grosse, anche per la nostra tecnologia costruttiva di oggi. Si sono sbriciolate. Tutta questa meraviglia, la bellezza che quel posto evocava agli occhi dei discepoli si sradica. Facciamo un passo indietro. Questa magnificenza
viene già messa in discussione nel momento in cui Gesù dice di queste pietre non rimarrà nulla, non rimarrà pietra su pietra. I discepoli sentono quindi il bisogno di sapere quello che Gesù sta dicendo, di conoscere, di capire, e anche noi vogliamo un po' capire il senso delle parole di Gesù, questo è lo scopo della nostra riflessione. E Gesù non si sottrae a questa domanda. Possiamo cercare di cogliere il senso principale che lega alla distruzione, che si collega alla distruzione del Tempio, con quello che leggiamo in un altro Vangelo, che è il Vangelo di Giovanni, al capitolo 2. Abbiate pazienza, oggi vi porto avanti e indietro nella scrittura. Giovanni capitolo 2, versetto da 18 a 22. Allora i giudei risposero e gli dissero: quale segno ci mostri per fare queste cose? Gesù rispose e disse: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo ricostruirò. Allora i giudei dissero: ci sono voluti 46 anni per edificare questo tempio e tu lo ricostruiresti in 3 giorni? Ma egli parlava del tempio e del suo corpo, e quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono che egli aveva detto loro questo e credettero alla scrittura e alle parole che Gesù aveva detto. Quindi se cerchiamo di mettere insieme il fatto storico con quelle che sono le implicazioni spirituali delle parole di Gesù, possiamo capire che il Signore vuole aiutare i suoi discepoli a reagire, a far fronte a tutto quello che succederà dal momento in cui Lui non ci sarà più. Gesù ha spiegato qualche cosa riguardo alla fede, ha spiegato qualche cosa riguardo all'atteggiamento nella fede in Lui, ma adesso si sente nella necessità, nel dovere di darci qualche informazione riguardo al fatto che Lui non sarà più con loro, con i discepoli, non sarà più presente e le cose cambieranno. Le cose saranno molto diverse. Ecco che c'è l'esigenza di capire, di essere preparati. Nessuno dei discepoli poteva lontanamente immaginare la rivoluzione di Cristo. Infatti nel Vangelo di Giovanni cominciarono a capire qualche cosa dopo che Gesù era morto, l'abbiamo appena letto, e capirono qualche cosa dopo la sua resurrezione. Cominciarono a capire prima di tutto, e questo è uno dei perché a cui vogliamo rispondere, capiamo che l'opera di Cristo rende inutile il Tempio. Eppure quel luogo che, a cominciare dal deserto, laddove era un tabernacolo, costruito affinché ci fosse all'interno del popolo in cammino la presenza di Dio, che poi è diventato nel tempo un tempio, costruito da Salomone, distrutto, ricostruito, ampliato da Erode. Questo luogo che doveva essere il luogo dove il popolo incontrava Dio non ha più senso, perde di significato. Dice la scrittura: la presenza di Dio è in noi. Non è legata a un luogo fisico, non è legata a un luogo in cui per tradizione, per convenzione, gli uomini si incontrano con Dio. Infatti Paolo scrive ai Corinzi in 1 Corinzi 3,16 dicendo questo: non sapete voi che siete il Tempio di Dio e che lo Spirito di Dio abita in voi? Tutto questo per noi lettori del terzo millennio risulta una cosa abbastanza semplice, no? Intellettualmente riusciamo a capirlo abbastanza facilmente. Abbiamo il vantaggio di vedere come sono andate a finire le cose, no?
quindi è facile un po' sapere le cose quando si sa già qual è il finale. Quindi tutto questo, così come lo leggiamo, anche in maniera distaccata, risulta semplice, ma in realtà non è proprio così. Non è proprio così. Mettiamoci un po' nei panni dei discepoli. Dopo la morte di Gesù, i discepoli continuavano a frequentare il Tempio. Era il luogo dove ci si incontrava. Leggete il libro degli Atti. Molti avvenimenti raccontati negli Atti avvengono all'interno o nelle vicinanze del Tempio, che era un luogo di aggregazione. Quindi questi discepoli avevano comunque un legame forte con questo luogo, che continuava a essere dal loro punto di vista il luogo dove incontrare Dio. Quindi non era poi così semplice distaccarsi, e non ne conoscevano neanche il senso o la ragione per cui avrebbero dovuto distaccarsi. Questo era il luogo naturale dove coltivare la propria fede. Era per loro da sempre e continuava a essere il posto dove adorare Dio. Ma come sarebbe stato e come è stato se da un momento all'altro questo posto non esiste più? Tutto crolla, tutto viene meno, tutto viene messo in discussione. Non c'è più il luogo dove questi uomini e queste donne incontravano Dio. Immaginiamo questa sensazione. Immaginiamo di arrivare qui, domenica mattina, e qui non c'è più il luogo dove ci incontriamo. È un duro colpo, e Gesù sente il bisogno di preparare queste persone ad affrontare questo, perché è un passaggio quasi fondamentale, necessario per comprendere che la relazione con Dio è una relazione diversa, non è più quella relazione legata al Tempio. Per superare c'è bisogno di guardare oltre, c'è bisogno di togliere lo sguardo dal senso formale, dal senso tradizionale, dalle abitudini, per guardare al vero scopo della relazione con Dio. Il disorientamento che i discepoli di Gesù avrebbero affrontato è un sentimento anche al quale anche noi possiamo essere sottoposti. Qual è il nostro tempio? Qual è il tempio in cui vediamo collocata la nostra fede? È un gruppo? Sono delle persone? È un leader? C'è un luogo? Una denominazione? Il nome di una chiesa locale? È questo il nostro tempio? Potrebbe essere. La Chiesa stessa può diventare alle volte il nostro tempio. Crediamo molto a questo, no? E crediamo anche alla bellezza della Chiesa, alle cose adorne della Chiesa. Ma quando questa Chiesa comincia a mostrare le proprie crepe, i propri limiti, la propria fragilità, qual è il nostro atteggiamento? La Chiesa, essendo composta di persone imperfette, come mi è capitato di dire, prima o poi qualche crepa la mostra, qualche cosa si sposta, e alle volte capita anche che tutto questo, dal mio punto di vista, possa crollare esattamente come è stato distrutto quel tempio a Gerusalemme, quel luogo che io reputavo il luogo dove incontrare Dio, in realtà non esiste più. Gesù
quindi nel parlare del Tempio distrutto, si preoccupa di mettere al sicuro la fede dei discepoli, dando una visione che va oltre quella del Tempio, oltre quella delle cose concrete, passatevi il termine brutto, ma che cerca di spiegare, terrene, per andare oltre quello che è il nostro ideale di Chiesa. E allora cosa succede quando il Tempio si sgretola? Quando queste convinzioni, quando queste certezze crollano giù, cosa succede? Gesù cerca di rispondere. Versetto 7. Essi lo interrogarono dicendo: Maestro, quando avverranno dunque queste cose? Quale sarà il segno di queste cose che staranno per compiersi? Ed egli gli disse, interessante che non risponde quando, ma gli risponde cosa. Ed egli gli disse: guardate di non essere ingannati, perché molti verranno nel mio nome dicendo sono io, il tempo è giunto. Non andate dunque dietro a loro. E quando poi sentirete parlare di guerre e di tumulti, non vi spaventate, perché queste cose devono prima avvenire, ma non verrà subito la fine. Due cose. Cosa succede quando il Tempio si sgretola? Succedono due cose. Dice Gesù: guardate di non essere ingannati. Quando tutto quello che era la mia certezza, la mia sicurezza, le cose in cui credevo veramente crollano, qual è il mio atteggiamento? Io provo a immaginare questo e credo che forse qualcuno di noi lo ha anche provato, sperimentato nella sua vita. Quando ti crolla tutto quello che credevi il luogo dove incontrare Dio come un luogo meraviglioso, quando tutto questo si sgretola, credo che la prima cosa che ti succede è di essere disorientato. Non capisci quello che è successo, non capisci il perché è successo. Ed ecco che in questo momento siamo estremamente vulnerabili. La disperazione, il disorientamento è il modo migliore che ha qualcuno per ingannarci, per impossessarsi dei nostri pensieri, per influenzare il nostro modo di pensare. E il Signore Gesù dice: attenzione a non essere ingannati. Siamo messi in guardia rispetto a coloro che si presentano come nuovi Cristi. Quando crollano le nostre sicurezze, siamo quindi particolarmente vulnerabili. E se il nostro Tempio è crollato, le nostre certezze vacillano e possiamo facilmente farci ingannare. Al tempo dei discepoli, e anche questo è qualcosa che nella scrittura troviamo, così come ai giorni nostri, ci sono molti che si travestono da agnelli, ma nella loro essenza sono dei lupi rapaci. Il rischio c'è ancora. Nel momento in cui tutte le nostre certezze crollano, è il momento migliore perché qualcuno si prenda possesso di noi, della nostra volontà. E spero di non dire qualche cosa che scandalizzi qualcuno, ma questo succede anche oggi nelle nostre chiese in Italia. Coloro che sono travestiti da agnelli, ma sono dei lupi, sfruttano queste situazioni. Le chiese si dividono per questo. E sulle chiese che si dividono, le macerie che crollano, i lupi fanno razzia. Prima cosa, quindi, state attenti a non essere ingannati. Fate attenzione, bisogna essere molto attenti. Gesù ci esorta a prestare attenzione verso chi sfrutta le nostre fragilità per il proprio tornaconto. Seconda cosa, non vi spaventate, dice Gesù, non vi spaventate.
Un altro elemento a cui prestare molta attenzione è la paura. Una cosa estremamente interessante, rileggendo questi versetti, che mi è balzata agli occhi, è sentir dire che la paura è a riguardo del sentir parlare delle guerre e dei tumulti. Gesù anticipa le cose. Dice, non vi spaventate, perché sentirete parlare di guerra, sentirete parlare di tumulti. È interessante sottolineare questa cosa, perché non dice state attenti che ci sarà la guerra, ci saranno i tumulti e non dovete aver paura in questa situazione, perché in questa situazione è impossibile non avere paura. Gesù stesso, perfettamente uomo e perfettamente Dio, è capace di provare paura. Quindi questo non è un sentimento che ci deve essere estraneo. Io diffido molto dai credenti che manifestano sempre questa superiorità di fronte alle cose che succedono, alle cose terribili che succedono. È una maschera che spesse volte indossiamo. È giusto avere paura. È naturale avere paura. Gesù ha avuto paura. E io avrei paura della guerra, avrei paura del tumulto, ma Gesù dice non spaventatevi quando sentirete parlare. Anticipare le cose, essere consapevoli che ci saranno momenti difficili, momenti complicati, momenti dolorosi in cui avremo paura. Ma è importante riuscire a non temere prima che queste cose succedano. Perché? Perché è fondamentale mantenere la nostra lucidità, non farci disorientare dal panico rispetto a cose che ancora non stiamo affrontando. E questo è fondamentale. Io penso sempre a chi svolge dei lavori molto prossimi a un disastro, alla sofferenza. Immagino un infermiere, un vigile del fuoco che si trova di fronte a un disastro. Arriva un grave incidente, situazioni di grande dolore. È fondamentale per queste persone che arrivino di fronte a questa situazione con la calma, con il controllo, essendo consapevoli di quello che sta per succedere, perché altrimenti sarebbe un disastro, non si potrebbe riuscire a gestire una cosa così grave. Il Signore Gesù ci sta dicendo, dovete essere preparati a queste cose. Dovete esserne consapevoli, perché ci saranno dei momenti difficili, ci saranno dei momenti in cui tutte le tue certezze non ci sono più. Quello che credevi essere così solido non è più così solido. La lucidità, quindi, mantenere la lucidità in vista di avvenimenti così terribili. La lucidità e il controllo non ci risparmia però da affrontare queste esperienze. Tuttavia ci mette nelle condizioni di riuscire a affrontarle con il massimo della nostra consapevolezza, facendo anche i conti con la nostra umanità. Saremo spaventati quando sarà il momento, ma dobbiamo riuscire a essere consapevoli che questo momento ci sarà. Quindi, due cose il Signore vuole farci sapere. Cercate di non essere ingannati e non vi spaventate sapendo quello che c'è davanti a voi. State attenti a non farvi ingannare e non spaventatevi. E penso che diversi di voi, me compreso, diranno che è una cosa estremamente facile da dirsi, ma molto difficile da realizzare, molto difficile da farsi. Come possiamo far diventare concreta, e mi avvio alla conclusione, queste esortazioni? Come possiamo rendere efficace questa esortazione da parte di Gesù? Quando le nostre certezze crollano, a che cosa ci dobbiamo aggrappare? Diventa fondamentale ricordare l'essenza della nostra relazione con il Signore.
Una relazione che non sopravvive in funzione di un tempio. Il nostro legame con Dio non dipende da me, da noi, da questo luogo, dalla Chiesa, ma è fondato sulla roccia di Cristo, è fondato sulla relazione personale che è inattaccabile. Nessuno potrà separarci dall'amore di Dio, dice Paolo in Romani. E questa è una verità che dobbiamo fare nostra, ma dobbiamo renderci conto che nessuno ci potrà separare perché abbiamo uno status legale, ma qualcuno potrà provare a rovinare questo e sarà possibile nella misura in cui gli daremo questo spazio. Concederemo l'opportunità a qualcuno di provare a rovinare. Certamente non lo può fare perché la nostra posizione di fronte a Dio è inattaccabile, ma quello che ci può fare del male dipende solamente da noi. Diventa fondamentale quindi comprendere che la sostanza della nostra relazione con il Signore non è in funzione del Tempio, ma in quanto noi stessi siamo il Tempio. Le parole di Gesù sul Tempio ricostruito in 3 giorni costituiscono il pilastro fondamentale per mantenere salda la nostra fede. È Gesù il Tempio, è Gesù il luogo, l'unico luogo dove incontrare Dio. Tutto questo, che è una cosa molto buona, la Chiesa locale, i fratelli, il pastore, le sorelle, sono una cosa molto buona, ma sono cose molto fragili, che non sempre sono all'altezza della situazione. Quello che è importante è che la nostra consapevolezza sia riguardo al fatto che il Tempio, il luogo dove incontrare Dio, è dentro di me, è attraverso lo Spirito Santo. Nessuno può toccare questo legame a meno che non consentiamo che questo avvenga. Ecco perché dobbiamo cercare di non farci ingannare. Questa esortazione ci invita a vigilare affinché non diamo spazio a chi vuole rovinare questa relazione, che non si può rovinare, ma si può complicare. Gli inganni si scoprono con la verità. Se conosciamo la verità, riusciamo a discernere l'inganno. Quindi è necessario vagliare e alle volte mettere in discussione quelle che sono le nostre credenze. Noi ci portiamo dietro un bagaglio di cose che crediamo, che ci sono state insegnate, che abbiamo ascoltato, e il nostro spirito dovrebbe essere quello sempre di mettere un po' in discussione queste credenze, perché laddove rispondono veramente alla verità, trovano conferma, trovano solidità e costituiscono solidità a loro volta nella nostra vita, ma dobbiamo anche essere disponibili a mettere in discussione e verificare che quando non corrispondono alla verità e la verità è quella della parola di Dio, dobbiamo riuscire a liberarcene, perché quello è il punto dove far leva sull'inganno. È un lavoro difficile, perché vuol dire mettersi in discussione quotidianamente, ma è un lavoro che equivale a una vera palestra di vita, rafforzare le cose giuste per liberarsi dalle cose sbagliate. Non vi spaventate, la paura fa parte di noi. Dobbiamo anche essere molto onesti a dire che abbiamo paura alle volte. Non c'è niente di male. Questa è una delle credenze sbagliate di cui ci dobbiamo liberare. È una bugia che i credenti non hanno mai paura. Cristo ha avuto paura e io chi sono? Quindi è giusto ammettere di aver paura. Siamo esortati però a non temere
E non temere significa essere consapevoli delle difficoltà, essere consapevoli di quello che ci aspetta, delle situazioni difficili che saremo chiamati a vivere, ma questo si può fare nella misura in cui abbiamo consapevolezza di chi siamo. E se guardiamo noi stessi, siamo quel che siamo, insomma, con i nostri pregi e i nostri difetti. Ma la nostra forza deve essere la consapevolezza di chi noi siamo alla luce di chi Dio crede che noi siamo. Del valore che abbiamo non per la società, non per chi ci sta di fronte. Perché ricordatevi che il credo di questa società, di questo mondo, è che io valgo nella misura in cui di quello che posso fare. Quando non potrò più fare niente, sarò un peso. Durante la pandemia, se vi ricordate, qualcuno pensò che tutto sommato, se gli anziani morivano, sarebbe stato quasi quasi un risparmio. Non lo diceva un criminale, ma non c'è da stupirsi, perché questo è il pensiero comune. Nel momento in cui non siamo più in grado di contribuire, di produrre qualche cosa, non valiamo più niente. E se questa credenza continua a vivere nella nostra testa, non abbiamo speranza. E allora la nostra consapevolezza, la nostra forza che fa fronte a questa paura, a ciò che è difficile, ciò che è impegnativo, ciò che è doloroso davanti a noi, è conoscere il valore che abbiamo, che è il valore che Dio assegna a ognuno di noi. Come si misura il valore che Dio assegna a ognuno di noi? Con questo. I simboli ci ricordano che Cristo è morto per ogni uomo e per ogni donna, a prescindere da quello che sono, anziani, giovani, uomini, donne, di una razza, di un'altra, di una lingua, di un'altra. Cristo non si è sottratto a questo sacrificio perché il valore che ha ogni creatura, vedete bene, dico ogni creatura perché alle volte noi confondiamo il concetto di figlio di Dio assegnandogli un valore diverso, un valore di pregio rispetto a chi non è un credente, ma Cristo è morto per tutti. Il valore che ha una persona prescinde dal fatto della fede o meno in Gesù Cristo. Questo produrrà ovviamente un effetto a salvezza, ma agli occhi di Dio il valore che abbiamo è un valore tale per cui Cristo ha dato la sua vita. C'è da fare? C'è molto da fare. Dobbiamo essere attrezzati per questo. È un grande lavoro che dobbiamo fare a partire da noi, da ognuno di noi, perché noi siamo il Tempio. Certo, poi, se la solidità di ognuno di noi è una solidità confermata, anche lo stare insieme, anche l'essere comunità, assume un altro aspetto, perché la mia solidità aiuta a essere solidità anche gli altri. Però c'è da lavorare. E Gesù spende queste parole per avvisarci di questo, che ci aspettano dei momenti difficili, perché una delle cose che apprezzo molto della scrittura è che la scrittura è estremamente onesta. Non ci ha mai promesso di essere sottratti dalle cose dolorose della vita. Non esiste. Abbiamo letto un capitolo in cui si raccontano le cose terribili, e queste cose terribili accadono ai credenti. Quindi credere in Cristo non è l'assicurazione rispetto a evitare questi guai, ma credere in Cristo è l'assicurazione rispetto a avere la capacità di far fronte a tutto questo. Quando il Tempio crolla, che cosa posso fare? Mi fermo qui, saluto coloro che ci seguono da casa e adesso faremo un canto e poi la trasmissione si concluderà.